Su chi ha di saber como est un misteriu. Un misteriu e un miracolo in su matessi tempus, che è su misteriu de sa paraula e poesia chi nasce da nudda e pare chi torrede a su nudda, ma a su nudda non torrada, e su miracolo de sa creazione poetica, de sa limba che nischi più de noisi, e noisi non la podimus comandare, che comandatissa, però a volte scomandiamo noi spuru. E su misteriu e sa poesia es custu chi manco os cantadores e chi la criana in pagos segundos ischini sa da essere bella o vea, sia da piaghere a sa gente o non la da piaghere. Sempre gai da esa vizzimia a sus ultimos annos. Si mi viene el Francisco è malumore dandomi da solo ti spiegare esto tu de esa legge su potere rispetta la grande in vigore casi fa che su proprio dovere ammentare non sei su un evasore però quando la legge non rispetta sai a del fine a soggetto a salmanetta Deo notti per un rigore lunaro e pronta tutto amato Mario cui te asi che sire dai binario non fa che snuda sul legislatore e il bella si sa legge in favore ma però si la fa che ne a contrario e in arremi pare de opportuno non potete essere contenti nessuno. Si l'anno se s'unica vida e adappiu in su matessi tempus e probaranta in banno sighioso dai su 1953 a su 1999 duos poetas improvvisadores e trados plummannos de sempre, Francisco Mura e Marieddu Masala. Francisco Mura, de su 1933, cominciat a antare in palco a 19 annos. Mura aiat un trattu distintu, una voce potente, suonaia bene un panzamento de su tenore. Sos versos suos volin sempre in metrica e aiat adottadas in paraulas deias. Morit in palco in desolo antande paris in Bruno Lagos su 1999, a 66 annos e via. Marieddu Masala nascit in su 1930 imbe, cominciat a antare in palco a 16 annos. Un poeta de vena naturale, antava sas ottadas impresse e ne mai balliare sa metrica. Si distinguia pro su traiu e pro sa galania de su versu. Nos ha lassau in su 2020. Semus in Chiara Cocco, silanesa, professoressa di letteratura italiana. Chiara, tu hai fatto una tesi di laurea sopra la poesia bolo e mascalmente sopra Francisco Mura e Marieddu Masala. Come mai questa idea? S'idea proprio de s'argumentu mi l'ha data babbu, che m'ha nato, ma si tu che fare una cosa cai, pro de te chi sta in vita, ma chi è mai poter fare una cosa sopra de esos poetas improvvisatores che bidenimos in Silano, sopra de tiu Francisco e de tiu Marieddu, in cui ha ponato vero, forse sì, ti ha d'essere bello. La sua attuazione Marieddu l'ha notato bene, zio Francisco, plus pau ha rimorto a sti spizzina minore, però di non allegao sicuramente. E dunque la noto in maniera di allegare sus familiares e altre persone de Silano. Alleganos un po' di questo tuo personaggio di importo della vita silanese.
Tanto tiu Marieddu fit de su 35, de su 1935, issu a mie, cando b'apo chistionadu sa prima 'orta, m'at nadu: «Deo apo studiadu, apo fattu sas medias, siccher finzas iscrittu a s'iscola superiore, a sa ragioneria Macumere, e andaiat a foraidda, comente sos pizzinnos de tando, ma como puru si andat a foraidda». E issu m'at nadu: «Ma finas a pizzinnu de 13, 14, 20 annos e basta gai, puitte, ca tiu Marieddu est pigadu a parcu a 6 annos». Est pigadu pizzinnu a parcu. E fit unu poeta unu dai s'incominzu, quindi an cominzadu a lu muttire totue, e issu at fattu su poeta de professione dai cando fit pizzinneddu. Prato licenza media in borsa, poi frequentai Macumere in sa ragioneria. Tanto ebbi questa occasione di vigare a su parco, questa bella occasione, namos, e piano piano ho abbandonato gli studi per mi dedicare proprio a queste gare. Sa prima l'ho fatta sul 1951 di agosto, in occasione Santo Larenzo, tenia 6 anni, e tanto a poco di capo di studiare, poi andare a cantare. E ho proseguito sempre. Grazie a Dio, come sono 27 anni che sono cantante. Modestamente devo narrare che non mi sta arrivato nessuno a cantare Gai a Normeda. Tiu Franziscu triballiaiat in foraidda, issu puru s'est dedicadu poi a sas garas, no? Ca issu puru est pigadu a parcu, non teniat 6 annos, non de teniat 19, fit giovanu e totu. Poi tiu Franziscu ha triballiadu in su Molineu Sos Cossos, unu molineu de olia, e poi an abertu in un'attividade, una pasticceria chi b'est ancora, faghiat sos durches. Tiu Franziscu est istadu prus isfortunadu, siccher mortu propriu mai b'aiat cretudu, deo creo, de siccher morret propriu cue supra su parcu in martu de su 99. Tiu Marieddu, insomma, mancari non sia mortu abbezzus meda, però bi l'at fatta a sorpassare sos 60 annos de carriera in parcu. Est su poeta che est pigadu a cantare prus giovanu e totus, ed est su primu a tandu chi c'ha sorpassadu cussu record, namoli. Semus in Dario Masala, izu de Marieddu Masalo, uno de sos poetas plus notos e plus stimados binas de sos amantiosos de sa poesia a bulu. Dario, ma io do Marieddu Masala? Marieddu Masala, nato da un vizu, non è facile, che sempre magari un vizu di un babbo tenete un concetto che è diverso da su che potete intendere tutti. Fidi prima di tutto un uomo di poesia, sicuramente. Fidi una persona che è nascita dentro un tempo, la poesia improvvisata, fidi meda, ha vivido tutta la sua esistenza dedicata a questa poesia, finché a quando si è andato. Tanto è vero che ha fatto l'ultima gara che non fu di tempo meda prima di si che morre. Ma è vero che ha cominciato a andare in parco grazie a Raimundo Piras? Sì, è vero, ma è stata una cosa a caso. Piras fidi in domo del suo zaio de babbo, devi cantare in vita in Silano sposando l'aretto. E su zaio, bisogno mio, ha scoperto a Piras che babbo vede amantioso di poesia, che vede appassionato e che vede bravo quando che fa che bella sottata. E tanto Piras l'ha preteso di vigare in parco ed è stata una cosa che è nascita da Gu e fatta pagora prima di vigare a cantare. Il 19 di agosto del 1991, issu andata in Cicciuppiga in valoresassu in Raimundo Piras. Deo come tappo in giocare, siamo vicino, si è rigonzo sicuro, timido. Mentre sono pensato e mi chiedeva Winde, insomma, da che mi ha dato, lui che mi spiegare a cantare. Fanno, no, Deo, non schia sulle mie miliardi, tanto questo momento sto ti dire, sta tranquillo, come ti chiedi con babbo tu? Ma taleato, ma tutto quanto accarezzato, già sei scommesso, sta tranquillo, che mi sono andato a cantare bene, proviamo, che mi dica e cantare con noi. Ascolta, arrivano in sas alidades o mente poeta de suno e de satero.
Tanno tiu Marieddu, tocca de narrere chi amborduo, ma non per manco su bisonzo de lu narrere, amborduo sun bistados duos poetas de livellu, de calidade manna. Tiu Marieddu fit tantu po cominzare cantaiat atrazu lestru, fit lestru cantande, unu de sos poetas prus lestros chi bi sian istadu ormai. Issu faghiat s'ottada in prus pagu 'e unu minutu, in 45-50 segundos tinde 'ogaiat s'ottada. E custu de essere lestru, si 'idides carchi video lu podides bier finas in su modu 'e faghere chi teniat. Issu sinde pesaiat dai sa cadrea e faghiat finzas goi appena cun sa manu comente nande como setze, chi bi penso deo. E poi un'atera calidade chi teniat comente poeta, ma ca la teniat finzas comente omine custu, fit s'ironia e su essere brullanu puru, a bortas fit un'ironia fine, poniat in bona mutta, ecco. E poi, comente totu sos poetas mannos, una connoschenzia manna de totu, enciclopedica, non mancaiat mai de rispondere a s'avversariu ca connoschiat tantas cosas, teniat una cultura manna. Tiu Franziscu prus seriu, finzas in sos modos, finzas in su modu 'e cantare. Una de sas cosas de tiu Franziscu fit prima 'e totu chi non mancaiat mai de rispondere cando l'indogaian apizu carchi cosa, non cambiaiat mai istrada comente nande cambio ca non bi l'at fatto a rispondere a su chi mi ses nande. Sa cultura manna sua si bidiat cue puru, chi fit prontu, sempre prontu, supra calesisiat cosa. Poi de tiu Franziscu sa 'oghe siguramente, tiu Marieddu teniat unu trazu bellissimu, ma tiu Franziscu teniat una 'oghe tenorosa, fit cantore a tenore prima de essere poeta e teniat una 'oghe potente. Tanno semus in Giampietro Arca, sindacu de Silanos, e semus in sa domo de sa poesia cantada. Giampietro, aumente mai sa domo de sa poesia cantada est propriu in Silanos? Sa domo de sa poesia cantada est in Silanos, ca la crefida sa bonanima 'e Paolo Pillonca, un omine mannu, chi totu connoschimus, un omine cultura, chi ha lassadu meda a sa Sardigna e a Silanos ha lassadu sa domo de sa poesia cantada. La crefida innoghe ca issu naraiat sempre chi in bidda accamus tentu duos poetas mannos, Franziscu Mura e Marieddu Masala, e issu naraiat chi non b'at bistadu attera 'idda chi at tentu duos poetas mannos chi appan cantadu in su matessi periodu. Poi in Silanos b'est sempre istada sa poesia. B'at zente in Silanos chi non est bessida a cantare, ma si fit bessida a cantare si fit pigada a parcu, fit bistada cantu a su corzu de Marieddu Masala e de Franziscu Mura. E Silanos quindi est terra de poesia, est bidda de poesia, inue sa poesia est ancora aia. E Paolo Pillonca custu l'ischiat, ca bidda cheniat meda, ca fit amigu de Marieddu Masala e de Franziscu Mura. Franziscu Mura li fit fina scompare, ca iat battizadu a cresimadu mesu sa bonanima 'e su corzu 'e Gaffinu chi cantiat in su tenore de Santa Sarbana. Gai est naschida sa domo de sa poesia cantada in bidda. Sa domo de sa poesia cantada duncas è naturale isiat in Silanos. Apperi s'ariannas in su 2020, grassias a un'idea de Paolo Pillonca, s'istudiosu prus mannu de sa poesia buru, iat dadu dignidade a sa poesia de palcu e a sos cantadores. Grassias a issu podimus conoscer poetas si nono chi orin istaus ismentiaus. Sa domo de sa poesia cantada est unu viaggiu in sa poesia buru propriu in Paolo Pillonca, sa chi a menzus unu podat disizare. E sa voce sua iat un panza da su visitatore, lu piat a sa manu a perrere su misteru de s'improvvisazione. E custa domo non est unu lugu de ammentu e bia, antisi, est mascamente unu lugu de studiu e de conoscenza, unu zassu pro mantenere viva sa poesia buru. Ite narias pro unu silanesu a bessere sa domo de sa poesia cantada e sa vidda sua. Beh, este namus un motivu de orgoglio, in su sensu che si sia deciso di Paolo Pillonca, poi insomma, che est su ideatore de
questo monumento, no? Materiale e immateriale, questo è per deciso della vaga realizzare in nove, comunque per come volto su comune pochi si fetterà di nove. Biddas in noi abbiamo stato poetas, abbiamo stato atteras, chi non tento fino a più di uno, per questa particolarità, insomma, che in vita abbiamo stato due che hanno cantato come da anni, sono stati poi, magari per che non tento più di uno, però in epoca diverse, oppure con un livello, non assumete questo livello, non facciamo numeri se non abbiamo i numeri né chi è. Però in vita abbiamo tentato due che sono stati in Olimpo, hanno giocato la Serie A, quindi a dedicare un campo a bello lavoro, insomma, no? E che narrare chi si estinnoge e non in una teruzassu, qualche cosa che narre proprio. Quindi zai questo dà valore a su che sei da mia, ed io come silanesa ne sono contenta che proprio mi intendo me da legata a sa che sei da mia. Quando intras è un luogo che ammenta tante cose, sicuramente mi ammenta sos poeta Armando de sei da mia, ma di sicuro mi ammenta fino a Tio Paolo Pillonca, chi vos sei da mia ha dato meda, ha fatto meda, posos poeta de sei da mia e prodotto sos atteros e poco starte in manna. Paolo Pillonca ha fatto una cosa a manna, chi non è stata cussa de recollere via su chi sos poetas han cantato. Isso ha fatto dei bruso, isso che ha fatto entrare sa poesia in sa letteratura ufficiale. Ha fatto ischire che quest'arte nostra fa che parte a tutti gli effetti proprio della letteratura, l'ha dato un valore in mano. Quindi, insomma, questo luogo non si ammenta fino a isso, luogo crefido da isso, isso che ti mirdeppe di avere a mentare come studioso di quest'arte, che ha fatto su che tanto hanno fatto con la letteratura italiana, buon narrere, isso l'ha fatto in nove, con un'arte sarda che l'ha fatto entrare in sa letteratura a livello sartoso, facendo comprendere chi ne è diritto. Quando tornava da Ligara, vos ontava documenti udandaude, alli osa, delli untu, vai a capitao su zero, mancare, dessa gara o vinar de attero. Non deve dire da me da vago, è una cosa che appo sempre visto che vinzas con sos collegas, no? Sa gara naschia da morire a cuore, come sa poesia, che devia essere improvvisata per questo, e infatti sì, di solito non è che si registraiano, impitaiano a qualcuno a registrare, questo lo faceva sul pubblico spontaneamente, ma poi isso, sa poesia improvvisata devia nascere e morire a cuore. E a sa matessi maniera si baia de che dire de garas a filappare, fidi die podie, non vai a deri se non va a casa. Oe Luiese, sa gare deri se stai passate, stai pensando a sa oe, e noi pensando a sa grasa. E de sa deri se non si demontava a pruso, a domo venian tuttus, e poi si chirchian pari vari. E venia da lì a Mura su Manzano dopo sa gara de sa di prima che hanno fatto pare non se ne va da iera e su di dopo arriva da Zizi con Pazzola e hanno fatto una gara sa di prima nulla, non si va da iera de sa gara che hanno già fatto e naschia de morire a cuore. Francisco Mura e Marieddu Masala, ittano rappresentau pro Silanos e itte rappresentano oie la gente, los onose, sospizzinno minore mascalmente. Isini iesune Mura e Masala. Tanto, partiamo dall'ultima domanda. Sospizzinno minore, deo creo che iscana chi sia da Mura e Masala. Deo quando demanda a nepote mio, che tenete 11 anni, solischi pure che bisogno due murales, uno dedicato a Marieddu Masala e uno dedicato a Francisco Mura. Quindi l'iskin. Poi
si questiona, che ischi che questa è domo della poesia cantata, poi mi è scombinato a me di questionare in sa scuola, fino in sul liceo del Maccumere, che abbiamo spiegato quest'arte, pare a sos poetas di Unigibitti e Giuseppe Porcu. Quindi in bidda ischi chieste chi sono Francisco Mura e Maria Dummasala. Hanno rappresentato isso sono due uomini hermani che hanno fatto conoscere Silanus in tuttue. Qualche anno fa che mi è scombinato di andare a una ida di San Marmilla, sono entrato a Sustilleri, come si fa che vai a una roba zioso che fin buffante, ha poi salutato in sardo e mi hanno domandato di noi fio. Ha ponato di Silanus, Saida de Masala e de Mura. Silanus è sconnotta, fino a meta pocus, queste Saida de Masala e de Mura. Poi Masala, più di tutto, quando è andata a cantare, non erminticaia mai di narrare che fi di Silanus. Lunaria sempre. Quindi noi si adesso soli di film ormeta, di film ormeta. Deo quando ascolto gara sa poesia su 70, de quando cantai Ampari, si intende, de che io comprendo che vai a sentire meta, lo sa ascoltare, che ne a sentire meta, lo sa ascoltare. Io sono nascido e cresciuto in sa piazza de Carraghintu, ne fa che ne sa gara a poesia, poi sa festa de Santo Laretto. E quando io so arrivaiano de secur di su parco, de un momento che vi tutto sa gente, lo sa aspettare come che saranno arrivato ordeo. A me questa cosa mi ha sempre come si nata affascinato. E su nomine che quando Deo mi scombinata per dentro sa fortuna, che Maria Dummasala fidi fratile de mamma e a domo sua va poi sempre trafficato e Francisco Mura fidi amico de babbo e si amparisi. Quando lo so iscurtio questionando, che contai an conto de sargara, de sa avventura, Deo lo sa a barri a bocca aperta. E sos poeta san tentu su merito umano de empoderato ia sa limba, oltre a divulgare cultura, cadea sos poeta de fometa, che quando fio pizzino, chi mi ascolta io sargara sa poesia, tanto sus compagni mio me li hanno in sito, che tenio 11 anni, cioè quando mi ascolta io sargara sa poesia, chi lunaria a Calicuno, me li hanno in sito. Però quando intendio questo poeta, che cantiano sos temas e molto fiena Silia, de Odissea, Sor Fangelo, cantano Sarfitar de Sor Santo, ma te sono un anno, quando intendiamo Maria Dummasala la cantanda de Dante, io non lo conosco, tanto mi hanno dato, mi hanno battuto sa gana di studiare. E io li ridefo me da sos poetas. Quando di fronte a me la gente gratta m'ho fatto sa gara improvvisata.